Veneto, ucciso da un'auto all'uscita della pizzeria, 66enne muore a Vittorio Veneto, investito da un 21enne, la rabbia dei residenti, troppe vittime su questa strada, il sindaco in arrivo, autovelox. Sempre meno culle nella Marca e nel Veneto, il dato arriva dall'ULS 2, accanto a quello relativo alle gravidanze indotte medicalmente, meno natalità anche nelle famiglie straniere. Paura nel Pordenonese per il spaventoso incendio divampato nella nota d'Aviano, nel deposito dell'azienda di compostaggio di rifiuti, rischio inquinamento in 4 comuni contigui ma non nella vicina Marca. Scivola e cade nel torrente, escursionista 43enne di Villorba ferita ma salvata dal soccorso alpino dal SUEM nella zona della Grotta Azzurra, Borgo Valbelluna. Lotta alle barriere architettoniche, a Treviso la protesta di un disabile che per provocazione lancia una colletta allo scopo di acquistare pedane e ausili contro gli ostacoli. Non solo l'erba alta in attesa dello sfalcio, le vostre segnalazioni ci portano a scoprire una Treviso Ostiglia è diventata una vera e propria discarica di rifiuti. Sport basket a 24 ore della sfida contro la rivale per antonomasia, la Fortitudo, coach Meletti prepara i ragazzi della De Longhi a una partita inevitabilmente diversa dalle altre. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque la sicurezza delle strade in primo piano perché l'ennesima vittima è appunto nella Marca trevigiana, un 66enne travolto ieri sera mentre usciva da una pizzeria, la rabbia dei residenti che ricordano troppe vittime su questa strada, ma c'è anche il sindaco che promette interventi immediati. Lui è morto, là così, vedeva dove che la striscia bianca là. Travolto mentre attraversava la strada dopo essere uscito da una pizzeria dove aveva cenato con un amico. L'incidente è accaduto ieri sera poco dopo le 21 a San Giacomo di Veglia, lungo la statale Alemagna all'altezza dell'incrocio con via Caldelivera. A perdere la vita Mauro Bena, pensionato di 66 anni, residente a Vittorio Veneto. Ad investirlo una Fiat Punto condotta da un 21enne di Vittorio Veneto, subito fermatosi per lanciare l'allarme e prestare i primi soccorsi e successivamente risultato negativo all'alcol test. L'incrocio dove si è verificato l'incidente è regolato da semaforo sia per i veicoli che per i pedoni. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'auto in accelerata sarebbe passata nel momento in cui dall'arancione stava per scattare il rosso. Lo stesso parebbe aver fatto il pensionato iniziando ad attraversare un attimo prima che scattasse il verde. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al 66enne. I sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per i residenti l'incrocio è notoriamente pericoloso. Nell'arco di decenni in questo luogo sono già morte 3 persone. In questo incrocio io ho perso una zia. Per il sindaco Antonio Miatto l'incrocio sarà sottoposto a ulteriori controlli da parte della Polizia Municipale per verificare che la sicurezza di pedoni e automobilisti non sia a rischio. Il dolore in questo momento ci prende e ci induce a continuare in questa opera di analisi e di interventi, però mi sento di rammentare a tutti di stare anche tanto attenti perché indipendentemente dalle strisce pedonali la disattenzione e l'eccesso di velocità alle volte sono le cause principali di questi incidenti. Per moderare la velocità nelle vie urbane sono in arrivo una decina di postazioni fisse di controllo velocità nei punti critici di Vittorio Veneto. L'elemento di novità è quello di collocare in città nei punti più critici, specialmente per gli eccessi di velocità. Per esempio, faccio un esempio, la strada della Vallata che entra nella parte nord di Vittorio, anche quella ha accumulato ormai 3 morti. Abbiamo già deliberato di acquistare una decina di punti di controllo della velocità. Questo indurrà una velocità media inferiore e quindi chiaramente un rischio inferiore alla fine. Intanto nel pomeriggio a Levada di Ponte di Piave, lungo la direttrice Pero Derzo, un frontale tra 2 auto, 4 i feriti estratti dalle vetture. Vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco il terribile schianto. Dicevamo 4 feriti estratti dalle auto, 2 ricoverati immediatamente all'ospedale Upitergino, gli altri 2 trasportati con l'elicottero al Cafoncello di Treviso. Al momento le loro condizioni sono giudicate gravi, code e traffico rallentato per oltre un'ora lungo la statale. Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare di nascite, o meglio di crollo delle nascite. Non è una novità che ci sia un crollo delle nascite, ma le cifre mettono ora davvero paura sia nella Marca che nel Veneto.
Qui ci stiamo estinguendo. Ci stiamo estinguendo perché dagli ultimi dati del SER, del Servizio Epidemiologico Regionale, noi vediamo che le gravidanze c'è una denatalità. I dati sono chiari. Nella Marca, come in Veneto, in 10 anni c'è stato un calo del 28% delle nascite, come dire che più di una culla su 4 è rimasta vuota. A questo va sommato il calo costante delle coppie fertili, sceso al 68%. I dati dicono che ormai anche nel Veneto, e in particolare in provincia di Treviso, la media è di 1,36 bambini per donna e l'età si sta alzando da 32 a 33 anni. Del resto già in natura, in età fertile, la probabilità media di una gravidanza è del 25%, che scende progressivamente con gli anni. Ecco perché su 100 coppie trevigiane almeno 40 si rivolgono al medico per avere un bambino. Ma anche qui c'è una sorpresa. La PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita, ha solo il 23% di probabilità di successo, mentre successi maggiori sono ottenuti seguendo naturalmente la coppia. L'esperienza di un anno è stata fatta dall'ULS-2 su 2 gruppi di coppie. Coppie che seguivano la procreazione medicalmente assistita e un altro gruppo invece che seguiva i metodi naturali. Ebbene, abbiamo visto che il gruppo che seguiva i metodi naturali, naturalmente coppie che hanno un'infertilità inspiegata, quindi non con patologia organica, abbiamo visto che il gruppo che ha seguito i metodi naturali ha avuto più del 50% entro un anno una gravidanza. Dietro questo dato sono davvero tanti i fattori e tra questi il forte impegno che le donne di oggi affrontano nella società. Per questo l'ULS-2, con il Centro della Famiglia, ha istituito il primo corso per il consulente di coppia con queste finalità. Farà un po' da accompagnatore, da sintesi, in modo che la coppia possa incontrare i vari professionisti. Una denatalità che non verrà coperta con l'immigrazione, perché anche le donne straniere tendono ad avere meno figli e tra i luoghi comuni da sfatare c'è la natalità di chi proviene dall'Africa. Anche loro si stanno parzialmente occidentalizzando, in che modo questo? Perché cominciano ad avere meno figli rispetto a un tempo. Torniamo alla cronaca adesso, sospiro di sollievo almeno per i comuni trevigiani confinanti con la zona del Pordenonese, investita dal fumo, dalla nube nera sprigionatasi dal devastante incendio che ha aggredito e devastato un impianto di compostaggio, il capannone di un impianto di compostaggio rifiuti ad Aviano. Dunque nella Marca non ci sono rischi, non è così invece per altri 4 comuni del Pordenonese. Le fiamme, il fumo e l'odore acre, un pauroso incendio è divampato nella notte ad Aviano nel capannone di stoccaggio dell'impianto di compostaggio dei rifiuti della SNUA. Una densa nube di fumo nero si è elevata sopra l'abitato, destando allarme e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone e Magnago con diverse squadre, il nucleo NBCR, i carabinieri ed i tecnici dell'ARPA per verificare l'eventuale inquinamento dell'area. La nuvola di fumo, spinta dal vento, si è spostata in direzione della base aerea militare di Aviano ed il paese di Roveredo in Piano e proprio a Roveredo, a scopo precauzionale, il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole. Negli altri comuni confinanti da Aviano a Fontanafredda a Porcia, le amministrazioni comunali con ordinanze ad hoc hanno invitato i cittadini a tenere porte e finestre chiuse, evitare la frequentazione di luoghi aperti e lavare accuratamente frutta e verdura dell'orto. Nel primo pomeriggio è venuto a meno quella che era la sensazione di gravità, anche queste precauzioni sono state tolte pur mantenendo un suggerimento alla popolazione di essere particolarmente cauta almeno per i prossimi 2 o 3 giorni. Per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area, i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime ore del pomeriggio. L'incendio ha interessato 3.000 quintali di materiale non riciclabile. Sono in corso indagini per accertare le cause dell'incendio, che pare comunque di natura non dolosa, e le eventuali ripercussioni ambientali. Nel primo pomeriggio l'allarme è in parte rientrato, anche se permane la grande attenzione per quello che potrebbe essere la ricaduta a terra dei fumi derivanti dalla combustione. I risultati dettagliati dei campionamenti effettuati dai tecnici dell'ARPA si conosceranno martedì. Non risultano ripercussioni sui comuni trevigiani confinanti con la provincia di Pordenone, da Orsago a Cordignano. Una escursionista di Villorba, una 63enne, si è infortunata mentre percorreva il sentiero che porta alla Grotta Azzurra tra il Castello di Zumella e Villa di Villa, in comune di Borgo Valbelluna.
L'incidente è accaduto intorno alle 11, è stato il marito della donna ad allertare il 118. La donna, come dicevamo, 63 anni, di Villorba, è scivolata sul gretto del torrente riportando la probabile frattura del femore. L'escursionista è stata recuperata dall'elicottero del SUEM e trasportata all'ospedale di Belluno. Torniamo in città adesso, è l'ora spazio alle vostre segnalazioni. Una pagina sulle vostre segnalazioni, a partire da quella di Francesco, un disabile che denuncia in centro a Treviso troppe le barriere architettoniche. Allora lancia anche una proposta, provocazione. Io esco per Treviso, io sono tanti anni che sono a Treviso e purtroppo sono stato colpito da questa disabilità. Devo viaggiare in carrozzina e viaggiare in carrozzina, camminare in carrozzina a Treviso diventa difficile. Francesco Zanga, 68 anni, da 4 vive giorno e notte con e grazie a questi macchinari. Ci accoglie nella sua casa del quartiere di San Pelaio, organizzata con montascale ovunque perché non può rimanere in piedi per molto tempo, altrimenti gli manca l'aria. Militare in pensione continua però a combattere la malattia del respiro con una forza d'animo unica che gli impone di reagire cercando di fare il più possibile una vita normale. Ecco allora che continua a frequentare la città con gli inevitabili problemi. Ieri sono dovuto andare in un locale vicino alla pescheria, io sono rimasto fuori perché era impossibile entrare con la carrozzina. Ecco allora la proposta. Lanciamo una sottoscrizione, facciamo una colletta per poter fare piccoli ritocchi. Cioè, i costi di queste piccole modifiche sono irrisori, non è una grande cifra, perché fare un piccolo zoccolo scorrevole su un locale, perché non farlo? Una colletta tra cittadini di buona volontà per migliorare la città. Io non lo auguro a nessuno, ma visto che l'età si è spostata in avanti, probabilmente a 80-90 anni finiremo tutti sulla carrozzina. Infine un messaggio al primo cittadino. Rivolgo al sindaco, che è giovane e che non pensa a queste cose, ma io ti auguro, sindaco, di arrivare a 90 anni e quando avrai 90 anni io non credo che sarai perfetto come adesso, forse una carrozzina la dovrai usare anche tu, quindi prevenire è meglio che curare. Ma non c'è solo la segnalazione del signor Francesco, c'è anche la continua segnalazione di quanto accade lungo l'ultimo miglio della Treviso-Stiglia, non solo le erbacce alte ancora da sfalciare, ma anche vere e proprie discariche di rifiuti. Da questa prospettiva sembra un prato rigoglioso, ma basta spostarsi di qualche metro per scorgere la pista ciclopedonale, cinta da 2 lussureggianti muraglie verdi alte quasi 2 metri. È l'ultimo miglio della Treviso-Stiglia ed il chilometro scarso che corre davanti l'ecocentro non vede una falce da luglio, da quando gli operai, per errore, tagliarono sia l'erba che gli arbusti appena piantumati. Dopo il disastro fatto delle 200 piante rase al suolo, hanno probabilmente preferito lasciare tutto com'è. Così la carreggiata per ciclisti e pedoni si assottiglia e l'erba alta rischia anche di favorire spiacevoli imboscate. La zona si presta adesso ad incontri ravvicinati che sarebbe meglio evitare perché uno si mette qua e non viene visto. Ma il vero problema non riguarda tanto il chi, quanto il cosa si possa occultare tra queste fronde. Basta farsi largo tra le erbacce per trovare rifiuti di ogni genere. Questo è il reparto calzature. Allora, e qua naturalmente il servizio completo. Vienna. Non possono mancare gli elettrodomestici, una varietà di oggetti abbandonati proprio dall'emporio. La zona, appartata e dominata dalla presenza dell'ecocentro, si presta ad un crocevia di traffici di seconda mano più o meno leciti, che dalla strada poi si dipanano per questo viottolo verso i campi. L'ho chiamato vicolo Troso Squasse perché nel raggio di un centinaio di metri c'è un campionario incredibile di rifiuti abbandonati di qualsiasi genere, di qualsiasi sorta. Annellini, piccole giocattoli per bambini, uno splendido elettrodomestico per pulire i pavimenti, è la via di fuga per qualche scambio strano che avviene in questa zona, scappano tranquillamente verso il vicolo delle Squasse. Questi sono 2 mesi, agosto e settembre, di scarichi continui ed impuniti.
Allora continuate a segnalarci di servizi di qualunque tipo, lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Di nuovo la cronaca con una nota di controlli, la scorsa per i carabinieri che hanno effettuato in tutta la Marca una serie di verifiche con l'ausilio delle unità cinofile e dei militari del NAS, 25 i mezzi e 62 le persone controllate, un arresto e 3 denunce. In un bar a Carbonera è stato denunciato un 31enne trovato in possesso di 12 confezioni di cocaina e una pistola a giocattolo senza il tappo rosso. Segnalato alla prefettura anche il fratello del 31enne trovato in possesso di 46 grammi di hashish. Denunciata anche una ragazza che aveva in tasca 4 grammi di marijuana. Stangata da 3.400 euro per il bar che per mancanza di alcol test e varie carenze igienico-sanitarie. A San Biagio infine, sorpreso mentre spacciava cocaina, un nigeriano 35enne è finito agli arresti domiciliari. Torniamo a parlare di sanità adesso, è la malattia invisibile, la fibromialgia, ne soffrono in molti, sebbene non sia stata ancora riconosciuta ufficialmente dallo Stato. A Villorba se ne è parlato. È una malattia che viene chiamata invisibile perché noi di aspetto sembriamo sane e quindi si fa fatica ad essere capiti. Un dolore cronico diffuso in buona parte del corpo con affaticamento costante e disturbi del sonno. È la fibromialgia, sindrome che in Italia colpisce circa 2 milioni di persone, una malattia definita talvolta invisibile perché non semplice da diagnosticare. Non esistono esami di laboratorio in grado di evidenziarla in modo oggettivo. Ne soffrono in misura maggiore le donne a qualsiasi età e con gravità variabile. In pratica questo dolore, che interessa i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa, è destinato ad accompagnare per sempre chi ne soffre, variando solo in intensità fino ad essere invalidante. Significa che la tua vita non è più la stessa, non è facile, moltissime persone fanno molta fatica ed è facile poi anche cadere in depressione. Invisibile anche per lo Stato, il sistema sanitario nazionale infatti non riconosce ufficialmente la fibromialgia. Il discorso relativo al riconoscimento è più mirato all'inserimento della fibromialgia nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, e nella legge che tutela le malattie croniche invalidanti. A Villorba, una serata organizzata dalla sezione trevigiana dell'AISF, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, ha registrato il tutto esaurito, segno dell'estremo interesse sia da parte dei malati che dei loro familiari. Non ci aspettavamo tutta questa partecipazione e anche attiva, è stata molta attenzione, questo abbiamo notato ed è stato molto piacevole. E dopo anni di incessante lavoro, di ricerca medica da un lato e di sensibilizzazione politica dall'altro, un disegno di legge è finalmente pronto ad essere discusso dal Parlamento. Il problema più importante per la maggioranza dei nostri malati, delle persone che hanno una fibromialgia, è che molto spesso non vengono riconosciuti negli ambulatori medici, nel contesto familiare, nel contesto sociale, nell'ambito lavorativo. Avere una legge che definisce una volta per tutte che la fibromialgia esiste, secondo me renderebbe giustizia ai nostri malati. Pochi istanti di pubblicità, poi lo sport. Treviso. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, lo sport, il basket, meno un giorno alla sfida contro la Fortitudo per la De Longhi Treviso, una partita inevitabilmente diversa dalle altre. Una grande classica, era una grande classica nei tempi passati, era purtroppo diventata una grande classica in A2 e adesso per fortuna, con grande gioia di entrambi i popoli, sarà una grande classica del campionato di Serie A. «1997, 2000, 2002, 2003, 2006. Per 5 volte la sfida a Treviso contro Fortitudo Bologna ha significato giocarsi lo scudetto, ma guai a farsi prendere dalla nostalgia. Quella del 2019 la squadra targata Universo Treviso Basket, un'altra storia. Allo stesso modo però la battaglia contro la Fortitudo è diventata leggendaria anche negli ultimi 7 anni.
17 precedenti in A2 con 10 vittorie bolognesi e 7 trevigiane. La bestia nera, l'avversario con la A maiuscola. Nella Quitana, il Paladozza, la De Longhi va a giocarsi una fetta importante di credibilità dopo i primi 2 punti conquistati a Pistoia. È evidente che anche la partita di Pistoia non mi ha soddisfatto, ma mi ha dato l'idea che c'era una squadra che stava tentando di fare determinate cose. Ecco, noi dovremmo avere questa voglia di crescere, di voler migliorare. L'infermeria dice che i capitani Imbrò e Alviti sono ancora out, ma al di là degli infortuni c'è da ragionare sugli aspetti del gioco emersi finora, come i troppi rimbalzi in attacco concessi. Sicuramente non c'era quell'attenzione che, se noi vogliamo pensare di vincere a Bologna, non c'era rispetto a questo fondamentale, e in più può essere che qualche problema l'abbiamo. Vincerà il Paladozza, missione difficile ma non impossibile. Un'altra sconfitta farebbe male a una De Longhi appena ripartita sul fronte vittorie, ma Menetti è chiaro, i bilanci si fanno più avanti. Le prime indicazioni sul campionato si vedono, se vi ricordate lo dicevo anche l'anno scorso, dalla 10ª giornata. Ed ora le immagini delle suore della delegazione dell'ospedale San Camillo di Treviso, che si è recata a Roma per partecipare alla celebrazione per la canonizzazione della fondatrice dell'Ordine delle Camilliane domani alle 10 nella Basilica di San Pietro. La delegazione di oltre 50 persone, tra religiose, medici, infermieri e semplici cittadini, è partita venerdì mattina da Treviso con una sosta ad Assisi a guidare il gruppo trevigiano Don Adelino Bortoluzzi, che tra l'altro domani concelebrerà con Papa Francesco. E adesso le notizie dal Bellunese. In primo piano per parlare di femminicidi e di violenza sulle donne, 50 panchine rosse in tutto il Veneto come simbolo e richiamo alla lotta contro la violenza sulle donne. L'iniziativa è dell'Auser, che a Belluno ha collocato la panchina al Parco Città di Bologna. Un simbolo e un richiamo per tutti di un impegno a vigilare costantemente perché non si ripetano più femminicidi e violenze contro le donne. La rete regionale dell'Auser fa proprio il messaggio globale che invita a fermarsi e a riflettere sui soprusi di cui pressoché quotidianamente sono vittime le donne di ogni età, attraverso l'installazione di panchine rosse nei luoghi di aggregazione di 50 città venete. A Belluno la panchina è stata svelata al Parco Città di Bologna. Le persone di una certa età naturalmente molte volte possono essere state reticenti nei confronti di questo problema. La nostra iniziativa vuole anche portare in luce chi sostanzialmente magari ha un po', come posso dire, nascosto. E la panchina rossa è un simbolo che vuole aiutare a far emergere un fenomeno assai diffuso anche nel bellunese, ancorché sottaciuto, pure fra la popolazione femminile anziana. Non necessariamente l'aggressione sessuale o la violenza fisica, ma molte forme più sottili, più subdole di violenza, che sono il maltrattamento, il disagio economico a volte, la solitudine che si svolge nel silenzio, nella solitudine delle loro case. La rete Auser, con le sue varie espressioni, è una delle strutture che più possono avvicinare questo tipo di fenomeno perché si occupano di interagire con le persone anziane. La messa in opera delle panchine rosse, ha ricordato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Belluno, Lucia Pellegrini, segue l'entrata in vigore del Codice Rosso per il contrasto alla violenza contro le donne. Confindustria Belluno, Dolomiti e Basilicata insieme per la montagna a Matera 2019, sancita l'alleanza tra Dolomiti Bellunesi e la Lucania in occasione della mostra evento sulle eccellenze bellunesi all'Ipogeo San Francesco. Al ministro Boccia è stata inviata la richiesta di convocare quanto prima gli stati generali della montagna, che già avevano elaborato delle proposte concrete da inserire nella finanziaria per il 2020, dall'ulteriore credito d'imposta per l'innovazione delle piccole e medie imprese alle agevolazioni per i giovani imprenditori di montagna. Dobbiamo far capire che i nostri territori montani sono un patrimonio per l'intero paese e le nostre eccellenze invidiate in tutto il mondo, ha detto la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. E adesso di nuovo a Belluno per parlare del trasloco della biblioteca a Palazzo della biblioteca di Belluno, che a Palazzo Crepadona si prepara a traslocare, ed è un trasloco, un cantiere previsto in partenza dal 3 novembre.
Poco meno di un mese all'avvio del cantiere per la demolizione del Cubo di Botta e la riorganizzazione complessiva degli spazi della Biblioteca di Belluno. A Palazzo Crepadone vigilia di un lungo periodo di lavori, 2 anni il tempo previsto dalla gara d'appalto per un importo pari a 2,7 milioni di euro complessivi coperti dai fondi del bando periferie. Stiamo entro poche settimane per affrontare una fase che non sarà facile, nel senso che siamo dentro il Cubo di Botta, siamo nell'ultima mostra che si farà, perché dai primi di novembre parte il cantiere. Demolito il contenitore progettato nel 2007 per l'allestimento della mostra Tiziano Belluno, l'ultimo atto curato dall'architetto Mario Botta, sarà realizzata la copertura della corte interna e successivamente si provvederà alla sistemazione degli ambienti e al rifacimento degli impianti tecnologici. I loggiati diverranno la famosa biblioteca a scaffale aperto. Questo però comporterà comunque qualche settimana, forse qualche mese di chiusura per aprire durante il cantiere le aule di studio, le aule quelle con cui si possono consultare i libri, i giornali, aperte agli studenti, aperte anche ai cittadini, verranno spostate probabilmente a Palazzo Bembo. Insomma un periodo di sofferenza, quasi un parto, dice l'assessore Perale, a fronte di un rinnovamento che offrirà all'utenza servizi molto più importanti. E all'utenza saranno dedicati prossimamente gli aperitivi culturali, un'idea per avvicinare agli spazi le persone che non sono abituate a frequentare posti speciali come lo sono le biblioteche e i teatri. Quindi l'aperitivo il pretesto è l'esca per riuscire a coinvolgere un po' più di persone, con una serie di argomenti che negli anni hanno cambiato. Quest'anno parliamo del 400 soprattutto. In programma visite guidate in collaborazione con la città di Feltre, nell'ottica di una promozione reciproca nel segno della cultura. In chiusura ritorniamo a Treviso con la musica e il grande ritorno del tenore trevigiano Fabio Sartori, che ha incantato il teatro comunale. E vi proponiamo le immagini dal punto di vista di uno dei suoi più grandi estimatori, niente meno che il sindaco Mario Conte. Il concetto di inaugurazione della stagione del Teatro Comunale di Treviso dal punto di vista del sindaco. Abbiamo scelto le sue immagini per raccontare questo evento, ma soprattutto il ritorno di una grande voce trevigiana che tutto il mondo ci invidia. Cosa vuol dire cantare dentro questo teatro? Non è solo cantare, è cantare oltre questo teatro, cantare a Treviso. Io da cittadino, da trevigiano puro, è un'emozione enorme, è come il 7 dicembre, alla Scala. Del resto il Del Monaco è la Scala di Treviso e come tale Sartori l'ha onorato con arie come questa. Un vero e proprio evento d'emozione che da Treviso a Fabio Sartori porta in tutto il mondo. Dolci baci, languide carezze, arte del bel canto, entusiasta del cartellone organizzato per il Del Monaco. Ho visto una programmazione bellissima che da anni che non vedevo e questo sono molto contento. Io ho detto prima, girando il mondo, parlo con dei colleghi molto importanti come Ferruccio Foranetto, Roberto Scandiuzzi, che insomma sono cantanti di storia molto lunga e mi dicevano: Fabio, il teatro di Treviso era come un Reggio di Parma, come teatri importantissimi, e adesso sta nascendo di nuovo e questo io sono felice, perché per Treviso per me è un orgoglio veramente grande. Sarà forse per questo che al suo teatro Fabio Sartori ha dedicato l'area più famosa della Turandot e a Treviso il suo titolo, Nessun dorma, emozionando anche il sindaco che in sottofondo cantava con lui. Dagli applausi al grande tenore alle previsioni del tempo, perché il telegiornale di Treviso finisce qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora presente sull'Italia ma in indebolimento, ne conseguiranno nuvolamenti ma il tempo si manterrà comunque stabile. Vediamo il dettaglio di domenica 13 ottobre. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto, al mattino tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle pianure e sulle vallate alpine, mentre dal pomeriggio più sole sulle aree costiere, ma cielo spesso nuvoloso invece sul resto della regione. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime tra 20 e 23 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà a tratti coperto, mentre lungo la costa sarà più soleggiato. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature in calo, minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 21 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9 gradi, massime sui 23 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.